E, allora, il mio intervento si svolgerà in due parti. Una prima parte che è dedicata alle dicle, che sono le domestiche che emigravano sempre dalla zona dalla quale provengo, dalle valli del Natisone, da tutta quella area geografica addossata al confine, e in una seconda parte con degli spezzoni di un film documentario del fenomeno invece delle Alexandrinche. Grazie a questo invito, vediamo se ho capito come funziona. Verde. Ok. Grazie all'invito che ho ricevuto per venire qui, ho ritrovato dei vecchi appunti cercando il mio computer, proprio per caso, appunti che avevo completamente dimenticato, che riguardano un'intervista che feci a mia madre moltissimi anni fa. Mia madre della classe 1934, e mi sono molto serviti per cominciare ad immergermi in questa riflessione, non solo sull'articolo 37, ma anche su vicende che mi sono molto, molto vicine. Il file che ho ritrovato riportava proprio in esergo proprio il testo dell'articolo 37, e poi di seguito la storia di Anita, mia madre, che vi leggo questa breve intervista che le ho fatto. Nella prima metà intanto un po' di inquadramento geografico, storico, no? Nella prima metà del Novecento le donne delle valli del Natisone fino al 1918, che era confine con l'impero asburgico e poi con la Repubblica Jugoslava, adesso è Slovenia, emigravano come dicle, che significa domestiche, dirette non solo in Italia ma in tutta Europa. Cucinavano, servivano a tavola, levavano rampolli, imparavano lingue e abitudini, spesso dovevano imparare anche la lingua italiana, perché a casa parlavano soltanto unicamente la forma dialettale della lingua slovena. E nella maggior parte dei casi partivano adolescenti, molto giovani o appena maggiorenni, e alcune si fermavano un paio d'anni, altre più a lungo, e alcune non sono mai tornate, hanno cominciato un'altra vita. E i pochi soldi che guadagnavano, 10-15 mila lire al mese nei primi anni 50 per esempio, li inviavano a casa ai genitori, in molti casi non ne sapevano più nulla. Non sto facendo niente, l'ho messo qua come mi è stato detto. Continuo. Una parte andava sicuramente per la dote, che però a volte non sceglievano neanche loro, cioè veniva loro comprata dai genitori o dai parenti. Vi voglio raccontare questa storia partendo appunto da mia madre, perché lei è stata dicla e l'ho sentita tutta la vita arrabbiarsi con questa parola. Inizialmente pensavo appunto di usare la parola viaggio per questo racconto, perché in effetti tutte queste donne che facevano questa scelta, poi vedremo per quali motivi, ma intraprendevano un viaggio personale anche nella propria vita. Anita partì per Milano nel 1952 da Obenetto, De Benie. No, partì molto prima perché aveva appena 18 anni. Sì. E mi diceva appunto che lei è partita perché ci andavano tutte, no? E andò dicla in una casa
e mi diceva che so mi upartili il kruh samur la pierla dopo uno ci spalla santuange rabuzzin brezocni. In una casa dove mi razionavano il pane, dovevo stirare fino a mezzanotte, dormivo in uno sgabuzzino senza finestre. 10.000 lire al mese, 3 ore di libertà la domenica pomeriggio, per 4 mesi resistette. E poi tornò a casa ad aspettare un contratto invece per la Svizzera, perché appunto all'estero si andava solo con un contratto già firmato. Lo stesso anno era a Losanna a sentirsi una signora, mi diceva, 2 pomeriggi liberi la settimana, cameretta con lavandino, lavoro rispettato e pagato 15.000 lire al mese. Anche i corlo holodat, zamarsane parchete, alich lucidat, stakimi velikimi madoni, si die lazunio moceno tucero, ancora gnò madonna si potiscala, some ble pocliza le moje cugine, Rina an Marta Jeuki, nesta paluogaga, smosle cupe, ist an moja sestra Isolina. Diceva così, mi raccontava, no? Che doveva grattare questi pavimenti di legno, doveva lucidare questi pavimenti di legno con grossi mattoni sui quali avvolgeva, sotto i quali metteva questo straccio imbevuto nella cera e poi doveva spingere questo peso, no? E mi hanno chiamata le mie cugine Rina e Marta di Topolò, siamo andate insieme, io e mia sorella Isolina. Isolina trova lavoro presso una famiglia di pasticceri e che le regalava tutti i pasticcini avanzati dalla giornata e con questi pasticcini sfamava il desiderio di dolci e di dolcetti che non avevano mai potuto mangiare, no? le sue amiche, le sue sorelle, quindi compresa mia madre. E mia madre si soffre ancora oggi di una leggera nausea per quella crema chiamata mocha di cui aveva fatto probabilmente grandi scorpacciate. E si trovavano nei pomeriggi liberi alla missione, portavano giornali e dolci agli ammalati italiani negli ospedali oppure andavano a fare visita alle famiglie con i bambini piccoli, insomma magari a qualche parente eccetera, oppure andava qualche volta a ballare e i cavalieri erano ça va sans dire, italiani o veneciani. La prima padrona, perché lei definisce così la sua datrice di lavoro, era una nobile ebrea sopravvissuta alla deportazione e a mia madre veniva chiesto continuamente di fare attenzione ad ogni briciola, ma probabilmente era già abituata a casa sua a fare attenzione ad ogni briciola di pane. Le insegnò anche una ricetta o comunque le faceva cucinare le patate con la buccia e anche quando aveva degli ospiti a cena questa signora pretendeva che tutti mangiassero anche le bucce di patata e questo era sicuramente dovuto alla sua vicenda personale, a come era sopravvissuta alla deportazione e alle sue vicende. E questa famiglia le chiese di trasferirsi da loro, no? Rinunciando a sposarsi, avere una vita autonoma e questa signora si stupì molto del rifiuto di mia madre perché erano anche molte le ragazze che sceglievano, no? Di fermarsi a vivere in queste case padronali così ricche, in quel benessere a loro così sconosciuto. Però mia madre dice riguardo ai cambiamenti e l'abitudine, no? Dice tanto tutto cambia sempre, no? Zato vieš tu sebe že prijeti da bo vse drugače kot per tebe, no? Perché lei non si stupiva invece, no, di niente di questa vita che faceva perché diceva tanto sai dentro di te già prima che sarà tutto diverso. E poi mi raccontava un po', no, delle altre ragazze, mi diceva puno ceci, začelo kadit, sokradle, cigarete, gospodarjem, so pile whisky, anche brožanč, sem mozak so pile gospodari. Diceva che appunto molte ragazze cominciarono a fumare, rubavano le sigarette ai padroni, bevevano whisky anche se non piaceva, ma questo soltanto perché appunto lo bevevano i signori, no? E quindi si adeguavano così. Quando partì dal suo paese, Obenetto, si portò dietro soltanto gli abiti che indossava, ma soprattutto
le può stracce na tua valigia, ben pressata nella valigia, una forza che era comunque però la forza di una rassegnazione a un destino che vedeva già segnato, cosa che però lei ha sempre chiamato disciplina, per cui è sempre un punto cioè, dipende da che punto di vista guardiamo, no? questo impegno personale nella vita, no? Come rassegnazione, questo è il mio punto di vista, o invece dal suo era invece una forza legata a un carattere. Sam Viedla da moram vse potrpijet, an so mi pravili. Drugih vrat tiho tečejo, a mocno tepejo. Zarec, da moraš počasu zapreti vrata, lepo arunat, a vse pa jih boš šafala. Sapevo che avrei dovuto sopportare tutto e mi dicevano: le porte degli altri si chiudono piano ma sbattono forte, per dire che devi fare sempre del tuo meglio ma verrai ugualmente punita. A casa tornava d'estate, 15 o 20 giorni che passavano in un momento per di più lavorando nei campi, poi di nuovo via, e il treno, soprattutto il treno, preparava la nostalgia e il suo sferragliare mi assaliva il cuore. Quando tornò definitivamente, sam se znala oblačiti, tam comportati lijevš, sam znala po francosko, tu hiš, sam drugače delala, sam znala kuhati druge reči. Quando sono tornata sapevo vestirmi, comportarmi meglio, sapevo il francese, in casa lavoravo in modo diverso e sapevo cucinare cose diverse, tanto che appunto le mele che venivano usate per fare gli strudel eccetera, lei invece aveva imparato a fare la pasta frolla, no? Ma che ovviamente la difficoltà della pasta frolla è che deve stare in frigo e il frigo era un marchingegno sconosciuto, no? Ma quando lei appunto fece queste prime crostate di mele e l'assaggiò il suo padrino, le disse: "Če se nis navadila nič drugega v Svizzera, kutuole, je že zadost." Se non hai imparato nient'altro in Svizzera che a fare questo è già una buona cosa. Ecco, questa è una storia come tante, e alcune di queste storie sono state raccolte, registrate e pubblicate appunto in piccole pubblicazioni, alla fine magari, no, dei libri che vediamo dopo, in cui invece è raccontata la storia al maschile dell'emigrazione, perché appunto questa storia appartiene a una categoria tra quelli che sono i fenomeni dell'emigrazione, della quale ci si è occupati molto poco, nonostante la sua importanza nel corso della storia, di quella storia che porta fino a noi qui, che adesso ascoltiamo e stiamo. E in questi giorni sto leggendo un libro che si chiama Lo spazio delle donne, che tra l'altro la sua autrice era ospite di Vicino e Lontano pochi giorni fa a Udine, e lei nell'introduzione scrive di lasciar perdere le mode passeggere, le scappatoie, le battute di comodo, l'assenza delle donne e delle autrici. Lei parla soprattutto per le scrittrici, ma comunque in generale delle donne, dalla considerazione e dalle pratiche di riconoscimento pubblico e duraturo. È una figura strana ed enorme, che però è davanti agli occhi di tutti, ma di cui non si discute in maniera collettiva, proprio come se si trattasse di un grosso elefante, o per meglio dire di un'elefantessa intrappolata in una stanza dove si continua a conversare amabilmente, fingendo di non vederla. Ecco, la storia delle Dicle, delle Valli del Natisone, delle Alexandrinche, di cui tratterò dopo, e delle Sciavrinche, che sono invece quelle donne dell'entroterra istriano che andavano domestiche a Trieste, di cui però in questa occasione non parlerò, sono quell'elefantessa invisibile o visibile a pochi, e quindi sono storie che vanno raccontate, ascoltate, perché sono da sempre sovrastate da una narrazione maschile che è importante quanto parziale. Le foto che vi farò vedere sono tratte da questo album degli emigranti della Venecia, in questa prima parte,
che è stato pubblicato nell'86, è un libro che raccoglie fotografie di uomini emigrati in Europa, negli Stati Uniti, in Africa, in Australia, tutti uomini. Nelle ultime pagine però c'è una manciata di foto di Dicle, appunto, no? E già appunto sfogliando questo libro già si capiscono no, molte cose, prima di tutto quanto appunto questo fenomeno sia stato trattato a priori come minore. Una domanda è appunto che cosa significava per una ragazzina, per una donna delle valli del Natisone all'inizio del secolo scorso dover emigrare, oppure perché aveva bisogno di farlo. Dunque questo fenomeno è stato incentivato da più fattori intanto, e uno dei quali è quello comune a tutte le valli, a tutte le zone montane, in cui l'economia si basava su per esempio su coltivazioni di superfici molto frazionate, e soprattutto produceva redditi irrisori. Soprattutto dal secondo dopoguerra gli squilibri socio-economici delle aree di montagna si ripresentarono in misura molto più marcata che nel passato, e poi c'è stata nel 1947 la svalutazione della lira decretata dal governo di allora, che diede luogo a una depressione economica che noi non ci possiamo neanche immaginare e che colpì soprattutto, come sempre, questi disastri, soprattutto le zone che erano già delle zone misere. Io mi ricordo mio nonno Sciman, che lui emigrò in Argentina negli anni 20, poi tornò al paese con un gruzzoletto che aveva risparmiato, aveva un nonno molto ligio al dovere, una persona molto seria, ma la leggenda familiare della nostra famiglia vuole che con quei soldi, dopo la svalutazione, comprò un quadro per la Madonna di Castelmonte e nient'altro. Invece, per tornare a quelle che sono le cause che influirono sul fenomeno migratorio, molte di queste cause sono però molto più complesse e riguardano l'area e la storia e la geografia di questa parte, di questo piccolo triangolo di cielo. Bisogna sicuramente considerare appunto quella che è la posizione geografica di quest'area a cuscinetto, addossata a questo confine, possiamo definire con una parola leggera, difficile, e anche perché invece veniva definita cortina di ferro, no? È un confine che è stato sovraccaricato di significati strategico-militari, ideologici, simbolici, usato. È un'area in cui viveva e vive una minoranza slovena che rivendicava il diritto alla sua propria esistenza, e negli anni dopo la seconda guerra mondiale sono state messe in atto pratiche di repressione molto violente nei confronti delle manifestazioni della coscienza nazionale ed etnica degli sloveni di questa parte del Friuli. Un'azione, o più azioni volte alla dispersione della minoranza, allo svuotamento dell'area, sede, non dimentichiamolo, di numerosi depositi di armi di gladio, alcuni scoperti non pochissimi anni fa, cioè pochi anni fa. Queste azioni sono state comunque sempre volte appunto a questa dispersione, compreso il fatto che da un punto di vista economico lo Stato italiano non ha mai investito per creare dei posti di lavoro in zone, però invece sono sempre state agevolate le emigrazioni, no? Perché la popolazione di quell'area era meglio se diciamo così veniva accompagnata e invitata a trasferirsi altrove. La signora Romilda di Topolò raccontava che appunto a lei fu concesso un visto di espatrio in Inghilterra, che era ancora minorenne. Lei ha dei documenti falsati perché invece era stata dichiarata maggiorenne pur di farla emigrare. Per quello che riguarda in particolare le donne,
Da una parte il lavoro che andavano a fare veniva condannato come degradante, moralmente inammissibile, e dall'altra appunto invece comunque si falsificavano, come dicevo, anche i documenti per farle emigrare. La dimensione dell'importanza economica di questa emigrazione femminile è stata molto alta, o perlomeno tanto quanto lo è stata quella degli uomini. Le dicle contribuivano ad alimentare con le rimesse le basi economiche delle proprie famiglie. Direi, per quella che è la mia percezione e anche la mia esperienza, loro contribuivano molto di più, se non altro perché appunto molti loro coetanei invece maschi emigrati si bevevano molto dei guadagni, no? Avevano questa fragilità alcolica, diciamo, o che comunque insomma la festa dopo il lavoro, no, consisteva molto nel trovarsi con gli amici, e quindi buona parte dei loro guadagni magari appunto lavoravano in miniera, quindi facevano un lavoro molto pesante, però lo stesso con un po' di leggerezza sperperavano nelle osterie questi guadagni, e a casa arrivava veramente molte volte poco. Non tutte le ragazze che sono emigrate partivano spinte dalla necessità. Molte sono le testimonianze di donne, di giovani che decidevano, no, per vedere il mondo, per farsi un'esperienza già a quei tempi, ed erano sempre partenze molto, molto fiduciose, quindi c'era anche una componente avventurosa che adesso ci sembra quasi, cioè, no, è una cosa normale da dire, però dobbiamo pensare che stiamo appunto parlando di giovani donne dell'inizio del secolo scorso. E soprattutto c'era questo irresistibile richiamo, no, di questa illusione alla modernità che vedevano sulle riviste e che annusavano appunto magari, o che ascoltavano alla radio, eccetera. E poi c'era questo desiderio di avere dei soldi propri, anche questo non scontato per i tempi, no? Partivano quindi anche per un'esigenza personale, non so quanto consapevole, ma comunque non scontata all'interno di una comunità così chiusa, patriarcale, come era quella come sono tutte le comunità montane. Dicevo già prima che appunto partivano sapendo poco e male l'italiano, non avevano mai visto un frigo, un ferro da stiro elettrico, un forno elettrico, non sapevano apparecchiare la tavola, non avevano mai visto un telefono, quindi si sottoponevano proprio a una modernizzazione molto veloce, no? Nel giro di pochi mesi, tanto che appunto non tutte reggevano a questa fortissima stimolazione. Però e tutto questo comunque contribuì, come diceva mia madre con la torta eccetera, a riportare con le donne che sono tornate delle componenti di mondo all'interno di questa piccola comunità. Anche perché appunto una volta rientrate esibivano anche questi modi più eleganti, no? E questo mi fa sempre, sono sempre comunque convinta da sempre che insomma sia la bellezza una delle cose che spinge più in avanti poi il desiderio di conoscenza. Dalle storie di queste dicle emerge che l'essere dicle voleva dire salire sul primo gradino del sistema di mobilità professionale, quindi sociale. La maggior parte però delle domestiche lavorava in nero, quindi senza il libretto di lavoro, senza copertura sanitaria. La prima legge con la quale vennero regolati i rapporti di lavoro delle lavoratrici domestiche, quindi le retribuzioni, l'assicurazione sanitaria, le ferie, il tipo di alloggio da dare, entrò in vigore soltanto nel 1958 e comunque
pratica invece di continuare a farle lavorare in nero continuò disattendendo questa legge ancora per molti anni. Un'ultima riflessione volevo fare su una frase che viene usata sia dalle edicle che poi anche, non so, dai brevi saggi, da cose che ho letto, e che è far parte della famiglia. Soprattutto dai datori di lavoro di queste donne, di queste ragazze veniva usata questa parola. Questo saggio del professor Mlekuš, che ha usato per approfondire alcune parti di questo intervento, riporta queste affermazioni, no? In questo saggio, che si tratta di qualcosa che è radicato in una concezione feudale, dice, della figura di lavoratrice domestica, che la identifica praticamente come sì una parte della famiglia, no? Però sempre in situazione subalterna, finalizzata ad offuscare la vera natura di queste donne come lavoratrici salariate, per sminuire anche, o comunque non permettere la presa di consapevolezza, e quindi anche per evitare che assumessero qualsiasi tipo di forza contrattuale. Questo consente ai datori di lavoro di utilizzare questa ideologia familiare al fine di piegare a loro favore i rapporti economici con queste donne, sia per spingere ai margini le famiglie di origine, sia per poi appropriarsi in questo modo delle diche. Questo viene riportato in molte testimonianze di queste ragazze. Sto andando un po' veloce perché non so adesso quanto tempo abbiamo. Ok, allora la prossima categoria di lavoratrici che vi voglio raccontare è quello delle Alexandrinke, che erano donne slovene della regione confinaria del Goriziano e del Kars, che emigrarono in Egitto, soprattutto ad Alessandria, che era al tempo una città molto ricca, cosmopolita, tra il 1870 e più o meno la seconda guerra mondiale, la fine della seconda guerra mondiale. Partivano dal porto di Trieste, partivano come baglie, come cameriere, come cuoche, infermiere, soprattutto come baglie, e trovavano lavoro presso ricche famiglie europee che appunto si trasferivano ad Alessandria, ad Il Cairo per i loro affari, e trovavano lavoro molto facilmente perché considerate ottime e serie lavoratrici e molto gentili e brave con i bambini, e venivano scelte da quelle famiglie che volevano un'educazione morbida per i propri bambini, mentre le baglie inglesi venivano scelte per chi invece decideva un'impostazione, un'educazione più rigida, diciamo, per i propri figli. Le francesi anche venivano scelte dalle famiglie che volevano che i propri figli parlassero assolutamente perfettamente il francese, e quindi così le famiglie si direzionavano nella scelta di queste donne, ragazze europee, a seconda appunto della propria inclinazione familiare. Emigravano soprattutto a causa delle pessime condizioni di vita delle famiglie contadine dalle quali provenivano, ma anche in questo caso la storia della loro emigrazione andrebbe inquadrata in una situazione, in un contesto molto più ampio, che è sempre quello di questo difficile confine. Il guadagno era buono, molto buono, guadagnavano circa 4 volte più delle loro coetanee che si fermavano a lavorare a Trieste, e il loro era il contributo fondamentale per le famiglie,
Gli uomini rimanevano a casa a lavorare nei campi e ad allevare i figli. E con i soldi di queste donne appunto si sosteneva la famiglia, ma in un secondo tempo anche pensavano all'istruzione dei propri figli, compravano le case, ristrutturavano le parti della loro casa. Dal 1869, che è stato l'anno dell'inaugurazione del canale di Suez, oltre 8.000 donne si trasferirono in Egitto dai territori meridionali di quello che era ai tempi l'impero asburgico, che adesso appunto è la parte veneta settentrionale, il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Più del 10% della popolazione femminile tra i 15 e i 30 anni dell'area intorno a Nova Gorica si trasferì, alcune si fermavano un po' di anni, altre per sempre. E dopo la seconda guerra mondiale questa emigrazione si esaurì completamente. Ho portato con me un film documentario di cui voglio farvi vedere alcuni spezzoni. Il regista è Metod Pevez, e a questo documentario poi avrei poco da aggiungere se visto nella sua totalità, ma adesso magari vediamo l'inizio e poi un altro paio di pezzettini. Pravico v spodnji Vipavski dolini, ki je pogosto menjala gospodarja. Italiani, ovviamente. Do prve svetovne vojne je tukaj vladal avstrijski cesar. Med prvo in drugo so kraji pripadli Italiji. Po koncu druge svetovne vojne je bila Vipavska dolina priključena Jugoslaviji, leta 1991 je postala del samostojne Slovenije. Drugi konec zgodbe sega v Severno Afriko, v Egipt, predvsem v Kairo in Aleksandrijo. Leta 1869 so v Egiptu odprli Sueški prekop. Egipt je postal vse bolj privlačen za evropske podjetnike. Trgovina in predvsem kakovosten egiptovski bombaž sta pritegnila bogate Evropejce, ki so se skupaj z družinami selili v Kairo in v Aleksandrijo. V obeh mestih sta nastali veliki koloniji tujcev. Na drugem koncu Sredozemlja je bil Trst tedaj najpomembnejša avstro-ogrska luka. V njem so številni Slovenci našli delo. Še več pa je bilo tistih, ki so odtod izpluli v svet, v emigracijo. Prve Slovenke so odpotovali v Egipt že med gradnjo Sueškega prekopa sredi 19. stoletja. Ta ženska emigracija pa je prav kmalu postala nenavadno množična. Leta 1871, komaj 2 leti po odprtju Sueškega prekopa, zaskrbljeni vikar iz vasi v Vipavski dolini piše nadškofijskemu ordinariatu v Gorici, da iz njegove županije veliko družinskih mater in hčera odhaja služiti v Aleksandrijo, kjer delajo kot dojilje in dekle, s tem pa je njihovo fizično in moralno življenje zelo ogroženo in še za prihodnost uničeno. V nadaljevanju priloži poimenski seznam 24 žensk na delu v Egiptu in nadškofijskemu ordinariatu predlaga, da bi poskušal za ta dekleta doseči prepoved izdajanja potnih listin.
predlog je krajevno glavarstvo zavrnilo. Družinske, matere in hčere so odhajali vse bolj pogosto. Na koncu 19. stoletja lahko govorimo že o razviti ekonomski emigraciji, ki se je naslednjih skoraj 100 let z nekaj prekinitvami samo še krepila. V Mohorjevem koledarju leta 1902 zdravnik dr. Karel Pečnik iz Aleksandrije poroča, da je tedaj v Egiptu 8000 avstro-ogrskih državljanov, od tega 5300 Slovencev, od tega pa kar 5000 Slovenk, ki so v Egiptu delali kot dojilje, vzgojiteljice in sobarice. Zakaj zdaj? Ok, questo è l'inizio di questo film documentario che sarebbe bello vedere tutto, che riporta le storie di queste donne e intervista sia qualcuna di queste donne che molto molto anziane, che sono in casa di riposo e che sono rientrate dopo quasi tutta una vita passata ad Alessandria e riporta anche le interviste con quelli che erano i bambini allevati da queste baglie e che hanno considerato durante la loro infanzia queste baglie, queste alessandrinche come la loro madre e hanno dei ricordi struggenti anche perché fanno da contrappeso invece i ricordi delle proprie madri, solitamente donne elegantissime, molto colte, che facevano una vita sociale molto ricca, no? E quindi erano molto assenti. I padri lavoravano per appunto, no, consentire tutta questa ricchezza e quindi questi bambini sono cresciuti con le baglie che avevano su di loro alle quali veniva affidata una libertà completa per l'educazione di questi bambini. E poi ci sono le interviste invece dei bambini che sono invece rimasti al paese, che venivano affidati quando andava bene alle zie, che venivano messi se il padre non poteva occuparsi di loro, anche perché alcuni uomini a loro volta emigravano, no? Per cui questi bambini rimanevano soli, venivano anche messi negli istituti, gli istituti per i bambini orfani o soli dell'inizio del secolo scorso, insomma, erano dei posti nei quali non era facile, non era niente facile, nemmeno sopravvivere a volte. Infatti viene raccontata anche la storia di una bimba che morì di inedia e quindi appunto ci sono tutte queste componenti che diciamo così, insistono molto sulla parte emotiva di questa vicenda, però è necessario sempre mantenere un'area un po' più diciamo così, sobria, no? Meno coinvolta, per cercare di capire come queste donne, per le quali, cioè per tutte noi donne, la cosa più caratteristica è questa faccenda dell'istinto materno, no? Che è, voglio dire, è un istinto, è presente in tutte noi, no? Ma è stato chiamato istinto materno ed è stato affidato completamente alle donne, ma è invece un istinto per la specie. Quando dico specie mi viene sempre in testa Mariangela Gualtieri, che usa questa parola nelle sue poesie spessissimo, però è l'istinto per la specie, non è un istinto materno. Della mamma abbiamo bisogno, certo, soprattutto nei primi mesi della nostra vita per una questione proprio di sopravvivenza sentimentale e fisica, però è possibile anche prevedere e consentire a noi stesse, no, di mettere anche da parte questa cosa, oppure di gestirlo in maniera diversa. Queste donne l'hanno fatto e sono uscite distrutte da questa vicenda, ma diciamo così, all'interno di quello che è il mondo femminile hanno lasciato un'impronta forte e che andrebbe più capita.
e quindi più raccontata e quindi più capita. Vediamo un altro pezzettino. Roger Barcelon se je rodil in odraščal v Kairu. V Španiji je študiral slikarstvo, kasneje pa živel v Italiji, Angliji in Norveškem. Danes v bližini Austina v Teksasu vodi šolo vizualnih umetnosti. Do 12. leta pa je bila njegova najpomembnejša oseba Marija Furlan. Ko je šla Marija v Egipt, je doma pustila 4-letnega sina in 15-mesečno hčer. Potem pa je 16 let ostala v Kairu pri družini Barcelon oziroma njihovih otrocih. My mother was very often playing cards, going outside, going to see friends at the club usually, or she was on the phone for hours with her sister or with her friends, and I was with the nanny. And she took care of me completely. And so you can imagine, she wasn't, I saw my mother very little, and my father even less. Danes živita v Londonu. Rodila pa sta se v Kairu. Dr. Ellis Dueck je postal ugleden zdravnik. Njegova sestra Claudia Roden je avtorica priljubljenih kuharskih knjig. Njuna dolgoletna varuška Marija Coron se je rodila v Batujah v Vipavski dolini. The most important person was our nanny. My mother was a very beautiful woman, always well dressed, and the person who looked up to me, who fed me, was Maria Coron. In fact, I've got her photograph that I have still now on my bedside table, which means something. And because she made our childhood happy. And I also shared a room with her for many, many years, which is unusual, I suppose. But so I had an intimacy, and which somehow I feel gave me a lot of security in life. I do remember when I started walking, because I remember her very clearly at the end of the room, extending her arms, and I was walking towards her. And so I was very, very small. I must have been a year and a half or something like this. She was everything. I mean, if I had a problem, I would go to her. I would go to my mother. Maria was a bit like our rock, that our parents, our mother would go out a lot, and us children were always with Maria. And Maria was always there for us, ready to listen to us, to just administer to everything that we needed. She had complete charge of the children. Complete. That's she did what she wanted, what she felt was right always. I never felt that my mother would tell her do this or do that. It was her decision. Okay, my mother was a very sophisticated, very clever person, and she was reading Freud. She believed in vitamins. Maria was really a very simple woman, a very simple peasant woman who would give views of the world in general, and I received both these. And when I became a doctor, I always felt that my relationship with the more simple people was easier. I learned that empathy with them from my Maria, so I could really, what a doctor has to do if he's going to be a successful one, is to go the whole range of people, from the most simple to the most sophisticated. A newspaper asked me to write, they had a column about unsung heroes. And I wrote about her as an unsung heroine because I felt she had sacrificed herself for us. She sacrificed most of her life, but she also sacrificed herself for her family. And I realized that my mother was jealous for the first time. And I just, she was so shocked, or a bit, not shocked, she was a bit upset
because she felt, that I had somehow such a big love for the nanny. I remember my childhood with her. I can't remember my childhood with my parents. It's a strange thing. It's weird. Today I'm 77, so I still am fighting to understand what happened there, but it affected my life. I felt always, and my parents felt, and all of us, that we were enormously lucky. Us, not just our family, but all the others. We always thought we had the best nannies. They were considered honest and kind. Certainly we were never slapped or hit or anything at all. The Austrians, there were some, were very strict too. And the French were pretentious, or not pretentious, they wanted you to speak perfect French. And we thought our French was perfect enough. The English nannies had a reputation for not being kind, for being strict, and those who wanted a strict upbringing for their children would have English nannies. But those who wanted a really kind, warm thing, it was the Slovenes. My affection for my nanny grew. My affection for my parents was lesser and lesser. They used to travel every year for 3 months. When they came back, I never recognized my mother. My reaction is I was afraid. I was hiding behind Maria. I was hiding behind her, and I didn't want, who was this lady, who was this woman? I was always very kind to my parents. I was always very polite with them, and I hope I was a good son. I was, but I didn't have a relationship with them. And when they died, I didn't feel anything. It's terrible. It's absolutely terrible. And I felt guilty because of that. I thought, why? I was 12 years old when she left, and it made a big void in me. In my life. I never understood quite well where she went, although I was told that it was because she had to go back to her parents and her children and her family. But for me, it was an enormous. It was a catastrophe for me at that age. I never felt safe in my life. After that, I never felt safe. I still don't feel safe. She loved my brothers and me. She loved us, there's no doubt. She must have felt like a mother. She must have. I can't think of any other way. She must have felt like a mother. And I still miss her today, still think of her a lot. Ok, vedete com'è difficile, però con delle testimonianze come questa, continuare a pensare che questa donna svolgeva un lavoro, no? Infatti a un certo punto se n'è andata, lui aveva 12 anni, un uomo molto provato da questa esperienza, tutti molto provati da questa esperienza, però certo un lavoro particolarissimo perché mette in gioco tutte le nostre sensibilità, bello quando dicono, no, come la gemella del dottore, no, che dice vivevo questa intimità con questa Nani ed è la cosa che mi ha dato più sicurezza, la cosa che mi ha dato sicurezza, l'intimità con lei, e invece quanto invece lui ha questa mancanza di invece sospensione improvvisa dell'intimità, della presenza della sua Nani, poi invece lo abbia reso una persona insicura, lo sono tuttora, no? Dice. Ecco, all'interno di una materia così forte, così piena di sentimento, è difficile continuare a pensare
che si trattava comunque di donne che lavoravano. Se riusciamo vediamo ancora un pezzettino che è quello credo sulla chiesa, se no un attimo. Sì. Vera in greh bi lahko naslovili najbolj delikatno poglavje slovenskega aleksandrinstva. Zvečine so bile slovenske aleksandrinke zelo pobožne. V Aleksandriji so hodile k slovenski jutranji maši v cerkev Svete Katarine. Nedeljske popoldneve so preživljali v sproščenem druženju pri šolskih sestrah v azilu Svetega Frančiška. Zdi se, da je cerkev poskrbela za dobro zaščito in duhovno oskrbo. Po drugi strani pa so ravno slovenski duhovniki v Egiptu v slovensko-katoliško časopisje dopisovali alarmantna moralna svarila in ostra zgražanja. V Mohorjevem koledarju leta 1906 beremo: da bi bile naše Slovenke pametne in ne tako lahko mišljene, da bi ne imele toliko nevarne prostosti, da bi bolj poslušale nauke dobrih staršev in dušnih pastirjev, ne bi bilo potem treba doma staršem jokati za izgubljenimi hčerami. Cvetje z vrtov iz leta 1911 je še bolj odločno. Take hočejo v tujini živeti proste, brez nadzorstva, po svoji volji. Kako grozno so zašle, tako mnoge ni moč popisati. Starši v domovini mislijo, da živeni hčer v Egiptu pošteno, pa si z grehom služijo denar. Cvetje z vrtov leta 1927. Gorje takim, ki padejo. Žive sicer na videz ugodno, ker so dobro plačane. Kaj bo z njih duša? Silno malo se jih poroči s katoličani, pa še te so izgubljene za slovenski narod. Isti pisec pa je v nadaljevanju neusmiljeno konkreten. Tudi v tako zvane javne hiše zaidejo Slovenke, da si z grehom služijo denar. Avstrijski stražnik v Kahiri je rekel, da bi takih zašlih Slovenk in med njimi je mnogo mladoletnih. V enem mesecu lahko 100 pripeljejo na konzulat, ko bi le za to imel povelje. Sì, forse era un po' più lungo eccetera, però sì, questa è una parte anche molto, molto interessante che riguarda appunto questo controllo che la Chiesa, e questo controllo e anche questo ricatto, no? Per quello che riguarda la materia morale proprio, no? Che veniva esercitato su queste donne, una pressione molto forte che i lavoratori uomini non subivano in questo modo. Questa vicenda delle Alessandrinche riportata con questi toni sui fogli parrocchiali ovviamente arrivava alle famiglie a casa, e quindi queste donne, oltre ad aver fatto delle scelte così difficili, a mantenere la vita delle proprie famiglie, dovevano subire anche, no, la frustrazione di essere condannate come delle donne da poco. Però diciamo così che la Chiesa, che appunto dalla parte, come dice lì nel film, no? Si pensava, cioè voleva così dimostrare di volersi prendere cura di queste donne, ma in verità essendo appunto un contatto con il mondo musulmano, con altre religioni, il tentativo era semplicemente quello di voler mantenere un controllo religioso, no? Quindi, ok, anche qua sarebbe un capitolo un po' ampio. Io metto la mia ultima diapo perché appunto spero di aver reso un po' più visibile questa elefantessa. Vi ringrazio.